Eder. Mech. Pallister. Il cuore del problema è uno soltanto. L'orologio delle telecamere esterne della scuola allievi agenti in via Damiano Chiesa segna l'ora giusta, oppure va corretto. Per rispondere senza pregiudizi, mettiamo in gara 3 scenari, nessuno scarto, scarto di 5 minuti, scarto di 7 minuti, e li misuriamo contro 2 ancore di realtà. Il passaggio del mattino della figura femminile attribuita a Liliana e la sequenza di mezzogiorno con l'auto che scende via Damiano Chiesa, transita davanti alla scuola e imbocca strada di Guardiella verso il centro. L'analisi usa solo elementi già presenti nei documenti e nelle immagini. L'esempio cronometrico del mattino, la nota che indica un ritardo di 5 minuti rispetto all'orario effettivo, la dicitura di mezzogiorno alle seguenti ore 12:33 e 30 e la localizzazione satellitare nello stesso punto, strada di Guardiella, altezza scuola di polizia. Alle 12:28 e 58, con coordinate di latitudine 45.565.172 e longitudine 13.800.168. In control room, su un biglietto a penna, compare anche la scritta circa 7 minuti di ritardo. Ora si tratta di vedere che cosa regge alla prova dei minuti e dei metri. Se non ci fosse alcuno scarto, la scena di mezzogiorno avverrebbe alle 12:33 e 30. Nello stesso quadrante la rilevazione satellitare fissa la presenza dell'auto alle 12:28 e 58. La distanza è di circa 4 minuti e 32 secondi. Troppo per un transito descritto come continuo con immediata immissione su strada di Guardiella. Per salvare lo scarto zero bisognerebbe immaginare una sosta prolungata o un giro anomalo proprio davanti alla scuola. Non è impossibile in astratto, ma qui non è suggerito da nulla. E sul mattino lo scenario si complica. La figura femminile passerebbe davanti alla scuola alle 8:41 e 26, mentre nei testi esplicativi si legge che l'impianto risulta indietro di 5 minuti, con l'esempio preciso 8:41 e 26 uguale 8:46 e 26. 2 tasselli che messi insieme rendono lo scarto zero una forzatura. Se lo scarto fosse di 5 minuti, bisogna capire che cosa rappresenti quel 12:33 e 30 della pagina di mezzogiorno. Prima possibilità è l'ora scritta in sovraimpressione dal sistema di videosorveglianza. In tal caso l'ora reale diventerebbe 12:38 e 30. Ma la localizzazione altezza scuola di polizia è fissata alle 12:28 e 58. Qui lo scarto schizza a circa 9 minuti e 30 secondi. Troppo. Seconda possibilità. Quel 12:33 e 30 è già l'ora effettiva, cioè qualcuno ha applicato a monte la correzione di 5 minuti. Ne consegue che il tempo mostrato a video sarebbe stato 12:28 e 30. A questo punto la fotografia con la localizzazione alle 12:28 e 58 nello stesso punto si incastra quasi al secondo. La differenza è di circa 28 secondi. Una forbice del genere è del tutto fisiologica tra una ripresa che descrive un attraversamento con svolta e una rilevazione satellitare che campiona a intervalli e arrotonda i secondi. Sul mattino la stessa ipotesi chiude con eleganza. 8:41 e 26 a schermo corrisponde a 8:46 e 26 reali, esattamente come riportato nell'esempio tecnico. Qui non servono acrobazie. I 2 piani della giornata, mattino e mezzogiorno, si parlano e si confermano. Se lo scarto fosse di 7 minuti, la nota manoscritta in sala di controllo dovrebbe trovare un riscontro. Proviamoci. Se 12:33 e 30 fosse l'ora di sovraimpressione, l'ora reale salirebbe a 12:40 e 30, aprendo un vuoto con la localizzazione di circa 11 minuti e 32 secondi. Se invece 12:33 e 30 fosse già l'ora effettiva, allora l'orologio a schermo avrebbe segnato 12:26 e 30 e la localizzazione alle 12:28 e 58 cadrebbe più di 2 minuti dopo. In entrambe le letture il 7 peggiora la coerenza anziché migliorarla. E al mattino sposterebbe la figura femminile a 8:48 e 26, in contrasto con l'esempio puntuale che parla di 5 e non di 7. Il foglietto a questo punto appare per ciò che probabilmente è, un promemoria approssimativo utile a ricordare che l'impianto non era puntuale, ma non un riferimento da usare come misura. Arrivati qui, conviene fissare 3 orari alternativi del passaggio della figura davanti alla scuola, tutti costruiti sul medesimo fotogramma mattutino, così da avere la prova del 9 ben visibile.
Se nessuno scarto, passaggio alle 8:41 e 26. Se scarto di 5 minuti, passaggio alle 8:46 e 26. Se scarto di 7 minuti, passaggio alle 8:48 e 26. Poi si guarda che cosa succede a mezzogiorno nello stesso punto. La localizzazione dice strada di Guardiella, altezza scuola di polizia, alle 12:28 e 58. L'unica costruzione che toglie attrito e non chiede sforzi di fantasia è quella dei 5 minuti intesi nel modo corretto, ovvero con la dicitura 12:33 e 30, già scritta in ora effettiva. In quella cornice l'orario di schermo sarebbe stato 12:28 e 30 e i 28 secondi residui rientrano nelle normali tolleranze tra sistemi diversi. È giusto chiedersi se esista un margine d'errore. Sì, nell'ordine di una manciata di secondi. Dipende dalla granularità della registrazione satellitare, dal punto esatto in cui l'auto è stata rilevata, dal fatto che la scena video riassume scorrimento e svolta in una frase che dura il tempo di un fotogramma. Ma si parla di secondi, non di minuti. E soprattutto quel margine non sposta la sostanza. La disamina, messa così, porta a una conclusione che non ha bisogno di scenografie. Le telecamere esterne della scuola allievi agenti risultano indietro di 5 minuti rispetto all'ora reale. Per leggerle correttamente ai tempi mostrati a schermo va aggiunto un blocco di 5 minuti. Questo vale per il mattino e trova un riscontro solido a mezzogiorno, nello stesso quadrante stradale, con una differenza residua contenuta in poche decine di secondi. L'ipotesi senza scarto chiede di accettare una sosta fantasma di vari minuti proprio davanti alla scuola. L'ipotesi dei 7 minuti apre buchi ancora più larghi. La risposta che ha più senso, dunque, è quella dei 5 minuti. È tradotta in una riga pronta per ogni cronologia. La figura femminile attribuita a Liliana passa davanti alla scuola alle 8:46 e 26 reali, con una tolleranza prudenziale di circa mezzo minuto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.